Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento del nostro live, seconda edizione odierna, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo dunque con una brutta notizia perché è deceduto all'ospedale di Pola Jakob Bitesnik, 19enne di Morrupino, in provincia di Trieste, dove si trovava ricoverato causa l'incidente domestico occorsogli nella notte fra il 20 e il 21 agosto scorso. Il giovane, per causa in corso di accertamento da parte della polizia croata, era precipitato da una scala mentre si trovava in vacanza nella località croata assieme ad un gruppo di amici. Nella caduta aveva riportato un grave trauma cranico. In coma per una settimana, negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso avvenuto nella giornata di ieri. Parliamo di ferrovia perché dalle 14:10 sulla tratta Tarvisio-Venezia il traffico ferroviario era sospeso tra Caserta e Pordenone a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, che ha comportato l'obbligo di arresto dei treni in transito. E dopo l'intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa dello stesso, pochi istanti fa è ripresa la regolare circolazione su entrambi i sensi di marcia. All'origine si tratta di una persona che si era sdraiato nudo sui binari della stazione di Cusano di Zoppola. L'uomo è stato preso in consegna dalla polizia ferroviaria, tradotto a Pordenone per le indagini di rito. E andiamo adesso a Trieste, un attimo di pazienza, telefoto sbagliata, eccola qua. Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato per lesioni in concorso, minacce e resistenza pubblico ufficiale 2 iracheni di 26 anni, regolarmente soggiornanti in città in palese stato di alterazione alcolica. Verso le 5 i due hanno aggredito un uomo all'esterno di un locale di via Galatti, dando vita a una violenta lite. Alla vista degli operatori della volante, giunti sul posto a seguito di alcune telefonate pervenute alla sala operativa della questura tramite il numero unico d'emergenza 112, i due stranieri hanno assunto atteggiamenti e comportamenti violenti. Una volta identificati e ricostruito l'episodio, accompagnati in ufficio dopo le formalità di rito, i due sono stati tratti in arresto e posti ai domiciliari. E ora parliamo di vaccinazioni. Le aziende sanitarie universitarie Giuliano Isontina e Friuli Centrale, unitamente all'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, aprono a partire da domani alle vaccinazioni anche senza prenotazione con accesso diretto, come già avviene per la fascia 12-18, riservata agli studenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado e delle università di Udine e Trieste, inclusa la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. Lo ha comunicato oggi il vice governatore con delega alla salute e assessore regionale all'istruzione, oltre a Riccardi, anche l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del primo pomeriggio. Vi diamo appuntamento più tardi per un'altra diretta. Chiaramente le altre notizie sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e vi auguriamo un buon pomeriggio a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.